I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona di 30 anni di Gela in provincia di Caltanissetta con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è scaturito a seguito di un controllo alla circolazione stradale effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona. L'atteggiamento dell'uomo durante la fase del controllo, mentre era alla guida di un'autovettura, ha insospettito i militari che hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, in cui, occultata all'interno di una botola ricavata sotto il sedile della macchina, hanno rinvenuto 2 involucri, con all'interno complessivamente 1,6 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, presumibilmente destinata allo spaccio. L'autovettura è stata posta sotto sequestro, mentre l'arresto al termine delle formalità di rito è stato associato alla casa circondariale, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida. Si tratta di un importante risultato ottenuto dai carabinieri di Agrigento che hanno sottratto al mercato dello spaccio della droga una notevole quantità, la quale venduta al dettaglio avrebbe fatto ricavare circa 10.000 euro.